11:30. Vediamo se c'è Silvio Lena collegato con noi da Pordenone. Eccolo lì, cravatta gialla, già pronto, lo vediamo che sta, come si dice, preparando gli arnesi per attaccare, lo vedo pronto. Insomma, Lena, quali sono le novità? Beh, la novità è che stiamo cercando adesso di fare 2 nuove petizioni. Diceva poc'anzi proprio lei, Omar, che la politica è qualcosa di distante dal cittadino. Io direi proprio che si potrebbe fare addirittura una puntata di enigmi alieni su History Channel, per quanto è lontana dal cittadino. Comunque stiamo facendo 2 petizioni. No alla cancellazione della reato di clandestinità, perché già entrano così come vogliono, figuriamoci se dovesse più essere tolta questa legge, e no alla cittadinanza agli stranieri nati in Italia, ma attenzione, non agli stranieri nati in Italia clandestini. Se uno straniero viene in Italia e fa un percorso ben preciso, dove impara la lingua italiana, la sa scrivere e conosce le basi delle leggi e della Costituzione, per me cittadinanza non vedo perché non ci debba essere. Ci sono importanti novità, no? Per quanto riguarda, lei mi ha detto che ci sono importanti novità per quanto riguarda il suo movimento, così mi ha scritto in email personale. Sì, infatti, queste novità sono queste. Stiamo dando battaglia un po' a questo modo di fare politica veramente distante dal cittadino. Il cittadino non esiste più. Cioè, io vedo ogni giorno, ogni sera mi collego su internet, su Facebook, giro un po' le varie pagine, vedo che c'è tutto dedicato ai Rom, ai clandestini, a chiunque si voglia essere, ma non l'italiano può morire di fame, può andare a finire sotto un ponte, ma cioè, non ce n'è per lui. I soldi vengono fuori per gli altri, ma per l'italiano, cazzo, non ci sono mai. Quindi, insomma, la vedo abbastanza pimpante questa sera. Sono abbastanza arrabbiato. Caldo, c'è caldo, no, Pordenone? C'è molto caldo, molta umidità, sì, c'è molta umidità. Più che altro è che non c'è... Però fa brutti scherzi anche a questa politica del 2013, non 2.0. Al di là degli zoo, delle definizioni e via dicendo, si parla tanto di niente, ma non si parla di quello che conta, no? Giustamente. Quando io ho letto queste polemiche su Calderoli, Calderoli fa le sue sparate, purtroppo ne siamo tutti quanti vittime, ma ne pagherà lui le conseguenze se c'è un reato ben preciso. Ma quando vedo anche a livello provinciale questi continui attacchi alla Gava o a Bortolotti solo perché sono gli spiriti liberi che dicono no la loro, senza comunque offendere nessuno, e poi per sotto vedo chiude l'Idea Standard, chiude la TNT a Porcia, adesso c'è la Rosa Group in crisi. Per me è tutto un piano per nascondere, e ci fanno trovare già davanti al piatto bello caldo. E cosa facciamo noi? Siamo davanti al fatto compiuto, però intanto è importante sapere che siamo razzisti, siamo fascisti, siamo questo e quell'altro. Io dico quello che penso, l'ho sempre fatto e continuerò a farlo, non ho paura di nessuno, anche di andare in carcere, non me ne frega niente, però sono uno spirito libero e dirò sempre quello che penso, senza se e senza ma. Uno spirito libero, io invece giocavo un po' stopper, no, in questi casi, cioè la marcatura ferrea sul centravanti di turno. Qual è il centravanti di turno secondo lei che dobbiamo bloccare in questo momento prima che faccia danni? È una bella domanda, servono tanti da bloccare. Lo stesso Grillo ha fatto un grandissimo errore, lui non doveva restare fuori dal Parlamento, lui doveva essere dentro al Parlamento, doveva guidare i suoi ragazzi, perché non può mandare allo sbaraglio e restare fuori, decidere chi espellere, chi tenere, non è così che si fa. Purtroppo sappiamo benissimo che Roma corrompe, la poltrona che c'è a Roma è bella sostanziosa, bella ricca, quindi è normale che se non c'è una guida che sta a controllare, se non c'è un arbitro che controlla i suoi ragazzi, come facciamo? Ci vuole un allenatore che sappia guidare questi ragazzi, altrimenti è quello che accade così. Poi tante altre cose, secondo me da parere personale, non da presidente del Sud, ma da cittadino, non trovo giusto mettere ministri di altre nazioni, dovrebbero essere italiani. Ministro significa servitore dello Stato. Servitore dello Stato, chi è lo Stato? Siamo noi lo Stato, non sono loro, quindi dovrebbe essere un servitore dello Stato, non di un altro Stato. Comunque voi vedremo come sarà la questione, la vedo un po' grigia, parlano sempre di questa ripresa, ma ripresa secondo me ci vorranno ancora anni, tanti anni. Grazie all'ottimismo di Silvio Lena, grazie come sempre alla sua presenza, anche perché io personalmente voglio gli ospiti combattenti, ospiti che dicano quello che pensano senza nessun problema, perché il bavaglio in questa rete televisiva non esiste. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima con lei. Non avrò mai. Andiamo avanti con il giornale.